Bentornati e bentrovati a Storia, la trasmissione che ogni giorno cerca di raccontarvi un po' della storia dell'Occidente per riscoprire dentro le grandi storie del passato la storia del nostro presente, il significato del nostro presente. La filosofia è quella disciplina che nasce in Grecia in un momento molto particolare della storia greca, in un momento di grandi cambiamenti all'interno del VI secolo, un secolo dove tante cose stanno cambiando e soprattutto dove si identificano situazioni e importanti valori che potranno combinare il futuro del mondo greco. Il mondo greco sarà segnato in profondità da tante scoperte che vengono fatte proprio in questo VI secolo. E dentro il VI secolo nascono i filosofi, i primi grandi filosofi della scuola di Mileto, che sono Talete, Anasimandro, e stasera vediamo Anassimene. Anassimene è un filosofo che muove i suoi passi sul finire del VI secolo e si pone una domanda interessantissima: come era possibile, se tutto derivava dall'infinito, se la vita derivava dall'infinito, se le cose derivavano dall'infinito, come era possibile, come fosse possibile che questa derivazione avvenisse? La domanda di Anassimene è una domanda molto fisica: come era possibile che le cose fossero nate da un unico principio? La ricerca del principio, la ricerca dell'arché, in Anassimene diventa la ricerca di capire come avvengono le cose, come possono avvenire in qualche modo le cose. Ed è lì che Anassimene scopre, o comunque realizza, o comunque decodifica il suo più grande principio. Tutto ciò che tiene in piedi la vita, tutto ciò che tiene in piedi il mondo è l'aria. È attraverso l'aria che le cose dall'infinito arrivano ad essere finite. È attraverso l'aria che le cose vengono create, è attraverso l'aria che le cose muoiono. Quindi Anassimene pone l'aria al centro delle sue riflessioni, è il filosofo dell'aria, ma non l'aria intesa come il vento, ma l'aria intesa come qualcosa di vitale. Ecco, c'è un alito vitale, c'è un respiro vitale che permette alle cose di nascere, che permette alle cose di morire. Tutti i giorni siamo accompagnati da un respiro vitale che ci precede e ci contraddistingue. Questo è un po' il punto, il cardine della filosofia di Anassimene, che però adesso sente la necessità di capire come tutto questo avviene, come l'aria è capace di generare tutto. Questo lo raccontiamo qui, sempre a Storia.